È stata inaugurata la mostra delle classi terze del Plesso Battisti, Istituto 1 di Castiglione delle Stiviere presso il Museo della Croce Rossa. La scelta del luogo non è casuale, abbiamo scelto questo luogo come spazio educativo e significativo legato al discorso della cura e della solidarietà inserito nel contesto di tutte le attività legate alla giornata della memoria. Abbiamo pensato di educare i bambini a diventare cultori di pace, costruttori di pace. Un aspetto di questa mostra è stata il portarsi un sasso in tasca. Questo sasso è il concretizzarsi del desiderio che non sono solo parole, ma diventino qualcosa di reale, che diventa significativo nel lasciare un sasso col proprio nome all'interno del cortile del museo. Abbiamo utilizzato quindi più linguaggi, la scrittura per i testi poetici, oltre alla scrittura creativa, e la riproduzione di opere d'arte. In particolare i bambini hanno prediletto la riproduzione di opere dell'autore deportato a Mauthausen, Agostino Barbieri, che è un pittore e scrittore mantovano ormai scomparso. Inoltre è stato autoprodotto un video che parte dalla battaglia di Solferino San Martino, comunque dal contesto storico nel quale questa battaglia si svolge, fino alla nascita della Croce Rossa. Questa mostra aiuta il bambino a lavorare sulla memoria e quindi sulla necessità di avere all'interno del paese un luogo dove custodire la storia del paese per essere frequentata, per essere divulgata e soprattutto per non dimenticare quello che è successo in passato. Il titolo è stato ideato dall'insegnante Erika Maiocchi per racchiudere il significato profondo della mostra. Quindi Ren è una parola cinese di Confucio che racchiude tre concetti. Uno è l'amore filiale da genitori a figli, da figli a genitori. È l'amore per gli altri, quindi per il prossimo, e il rispetto e l'amore per il cosmo. La mostra resterà aperta per almeno una settimana, fino al 3 febbraio, ma probabilmente avrà una proroga dell'apertura di almeno una settimana, 10 giorni.